camma fa? Prima o poi doveva venire la sconfitta del Napoli. In questo modo però mi bruciano poco, perché hanno avuto un mazzo nel finale, ma un mazzo rosso, ma c'ha tutti amici, da Napoli all'87. Prima di iniziare con il video, invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al canale. Allora, parlando della partita, il Napoli ha fatto un grande approccio alla gara. Dopo 17 minuti troviamo il gol, anche costruendo bene, anche giocando bene. Grande gol di Zielinski sullo scarico di Insigne, però dura poco, perché poi l'Inter pareggia su un dubbioso fallo di braccio di Koulibaly, perché secondo me colpisce prima il braccio dove era ripiegato vicino al corpo e poi quello largo. Sì, comunque sbaglia ad avere il braccio largo, ci può anche stare, va bene, però qui al VAR all'Inter guarda tutto, al Napoli, cioè io non capisco l'arbitro, al Napoli non è mai andato al VAR a vedere un episodio a favore quando ci sono stati vari episodi. Vabbè, tralasciando l'arbitraggio perché non voglio piangere, l'Inter ha meritato di vincere, però nel finale lasciatemi dire che ha avuto veramente un match grosso, ma quanta una casa, perché il colpo di testa di Mario Rui ravvicinato, Andanovic non lo so, qualche santo al posto suo l'ha mandata sulla traversa, e poi Mertens ha sbagliato un gol avanti alla porta. Non so come abbia fatto a capire come si è mangiato quel gol. Magari sì, il pallone andava troppo veloce, la coordinazione, eccetera, però niente ragazzi, pure la sfortuna ci si mette. Comunque il primo tempo il Napoli l'approccio l'ha fatto bene, poi dopo il gol subito siamo veramente andati in tilt, dopo il calcio di rigore segnato da Çalhanoğlu, un gol che non si può vedere quello nel finale di primo tempo, sul calcio d'angolo, nessuno a coprire il palo, nemmeno in Serie C si subiscono dei gol del genere. Ma dove cazzo era il difensore a coprire il palo? Chi era? Mario Rui, che poi lo stesso Mario Rui nel secondo tempo, dove subiamo il 3-1 di Lautaro, lo fa tirare, non lo va a contrasto, non gli va incontro, niente. Ma che cazzo, voglio, che cazzo, solo nel finale riusciamo a riprendere il pallino del gioco, a essere il vero Napoli, perché non è possibile in un'ora subire 3 gol quando in tutta la stagione hai subito 3 gol. Non è possibile, una difesa imbarazzante oggi, non capisco. Cioè sempre dalla parte di Mario Rui, e che cazzo, quando abbiamo un terzino degno? Quando? Porca infame. L'unico che salvo in questa partita, a parte Zielinski che ha fatto, io direi tutto il centrocampo mi è piaciuto, ha fatto una grande partita, non si può dire niente ai centrocampisti. Sui terzini Mario Rui il colpevole per i gol presi, tutte e due, io direi 2 gol per colpa sua, due gol. E poi ragazzi, il Napoli ci ha provato, ha messo Mertens che trova una perla, un gol della Madonna. Io l'avrei messo prima Mertens, visto che Lozano e visto che Insigne hanno fatto poco. E niente, e poi alla fine Osimhen non ha toccato pallone in questa partita, l'hanno marcato bene, poi si è fatto male. Speriamo che rientra prima possibile, che guarisca prima possibile. Grazie a Mertens il Napoli la riapre e poi ci crede appunto che nel finale sfioriamo il pareggio, che secondo me, viste le occasioni, avremmo potuto anche meritarlo, però tutto sommato è un risultato che ci sta ragazzi. Prima sconfitta che fa male, ma ci può anche stare, che fa anche un po' rima, perché giochi con l'Inter, giochi con la squadra detentrice, con la squadra campione in carica. Ci può stare questa prima sconfitta stagionale, anche se fa male ragazzi, perché comunque nel finale, viste le occasioni, poteva finire anche 3-3. C'è un po' di delusione per come è venuta la partita, per come eravamo in svantaggio, per la reazione che è avvenuta troppo tardi, soprattutto questo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like se vi è piaciuto il video e non aspettate la carrozza come sempre. Al di là del risultato, abbiamo perso, complimenti all'Inter, però voglio, noi siamo sempre prima, con i piedi per terra, ma siamo sempre primi. Questa sconfitta ci può fare solo bene in avanti. Con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio, forza Napoli!